Si fa presto a dire green, ma quando si tratta di quattro ruote la svolta verde marcia a rilento, anche in Veneto. Per ogni vettura elettrica nella nostra regione ce ne sono 13 Euro 0. Il rapporto emerge dall'ultima edizione di Autoritratto, la pubblicazione statistica dell'ACI relativa al 2022, un dato che ci fa capire quanto sia lontana la transizione ecologica ed energetica imposta dalla Comunità Europea, commenta Giorgio Capuis, presidente del Comitato regionale dell'Automobile Club d'Italia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 4 luglio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la transizione ecologica legata alle automobili. Veneto 13 Euro 0 per ogni auto elettrica. L'articolo è di Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi, rapporto ACI per il 2022, vetture giovani, ma fra GPL e metano solo il 13,8% è ecologico. Il veneziano Giorgio Capuis, che guida il Comitato Veneto dell'Automobile Club d'Italia, commenta appunto transizione energetica lontana. I modelli preferiti in Veneto di automobile sono la Panda, la 500 e la Toyota Yaris. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi con una notizia che leggiamo sul Corriere del Veneto e che arriva dal carcere di Venezia. Lanciò dei petardi, arrestato, muore per un infarto. A Venezia stava per presentarsi davanti al giudice. La notizia è assolutamente rilevante perché si tratta del terzo decesso nel carcere di Venezia avvenuto nell'ultimo mese. Allora leggiamo alcuni brani dell'articolo di Antonella Gasparini sul Corriere del Veneto di oggi. Doveva comparire davanti al giudice ieri mattina per l'udienza di convalida dell'arresto, ma in tribunale a Venezia Alexandre Santos de Freitas non è mai arrivato. Origini brasiliane, 52 anni, di Montebelluna in provincia di Treviso. Santos è l'uomo che i carabinieri di Tessera hanno arrestato sabato pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Aveva lanciato dei petardi con chiodi contro poliziotti e militari, opponendosi con resistenza e violenza alle forze di polizia. Ieri alle 9:20, durante il trasferimento dal carcere di Santa Maria Maggiore al tribunale, si è sentito male, ha iniziato ad avvertire dei dolori addominali. Ho mal di pancia, le sue parole prima di accasciarsi. I poliziotti sono intervenuti con le prime manovre di soccorso, tentando la rianimazione con un defibrillatore in attesa dell'intervento degli operatori del SUEM, ma quando i medici del 118 sono arrivati non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Un malore, probabilmente un infarto, la causa della morte, scrive la giornalista del Corriere del Veneto. E ancora, per il carcere di Venezia la scomparsa di Santos è la terza morte in un mese. Le due circostanze precedenti sono completamente diverse perché entrambi i detenuti si sono tolti la vita. Il 6 giugno il tunisino 39enne Bassem Degaki non ha retto alla notizia che per una misura cautelare arrivata a seguito avrebbe Degaki, dopo alcune chiamate alla moglie Silvia, si è tolto la vita e ora, per fare luce su cosa sia accaduto nell'arco temporale trascorso da quando la donna ha dato l'allarme fino al ritrovamento del corpo, un'ora circa, la procura ha aperto un'inchiesta. Il 22 giugno invece gli agenti della penitenziaria hanno trovato morto in cella Alexandru Ianosi, 36 anni, origini rumene, che il 23 settembre 2022 aveva ucciso con più di 80 coltellate la moglie nella loro casa a Spinea. È stato invece un infarto, appunto, in base alle prime ipotesi, a portarsi via ieri Alexandre Santos de Freitas, ex titolare di un piccolo negozio di alimentari a Montebelluna, il Tropical di via 24 maggio. Così Antonella Gasparini sulle pagine del Corriere del Veneto per questa che è la notizia appunto della terza morte nel carcere di Venezia, una morte molto diversa dalle due precedenti. In quei casi si era trattato di suicidio, ma comunque la terza morte nel giro di
un mese in un piccolo carcere, quello di Venezia. Voltiamo pagina, i 50 anni dell'Interporto di Padova, la notizia sul mattino di oggi, l'anniversario della piattaforma logistica di Padova. È nato il 6 giugno 1973, non esisteva neppure la parola per definirlo, scrive il quotidiano di Padova. Compie 50 anni, quindi l'Interporto del capoluogo euganeo. Alcune cifre: merce movimentata in tonnellate 13,4 milioni, di cui il 43% via ferro, unità di carico intermodali movimentate nel sistema terminalistico 365.000, numero di treni merci che arrivano e partono da Padova Interporto 8.040, principali porti e località connesse via ferrovia: La Spezia, Genova, Livorno, Trieste, Milano, Bari, Catania, Rivalta, Scrivia, in Germania Colonia e Duisburg, e l'Olanda con Gelen. Dal punto di vista energetico, Interporto ha installato nei tetti dei magazzini il più grande impianto fotovoltaico d'Italia, che produce 13 megawatt annui, l'equivalente del consumo annuo di 5.000 famiglie. Il capitale, l'Interporto è pubblico, partecipato da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Padova. Il direttore generale Tosetto dice: siamo un potenziale moltiplicatore per le aziende, in 15 anni investiti 100 milioni di euro. Di Blasio, del porto di Venezia, dice invece che va creato un sistema omogeneo per la logistica regionale. Ma torniamo sulla svolta energetica dell'Interporto, che con un software predittivo e una mega batteria ha attivato il nuovo impianto fotovoltaico. La notizia anche sul Corriere del Veneto, che dedica addirittura le prime pagine ai 50 anni dell'Interporto di Padova e in particolare al maxi impianto solare a Padova. Fornirà all'Interporto l'energia equivalente a quella consumata in un anno da 5.000 famiglie. C'era per l'anniversario il ministro dell'ambiente del governo Meloni, che ha detto: la transizione è realistica, parlando di sostenibilità e sviluppo. Il piano del ministero è arrivare a 2/3 di rinnovabili e 1/3 di fossile. Ma se è vero che all'Interporto di Padova viene inaugurato il maxi impianto di energia solare, al porto di Venezia intanto raddoppiano gli arrivi del carbone con destinazione Fusina, e l'autorità portuale annuncia che l'incremento si consoliderà. Cosa sta succedendo? I fattori sono due da considerare: la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici. Il 24 febbraio 2022 la Russia invade l'Ucraina e l'effetto immediato e devastante sui mercati europei e soprattutto quello energetico. Le forniture di gas dalla Russia schizzano alle stelle e vengono ridotte pesantemente. Questo è lo specchietto del Corriere del Veneto, che aggiunge: l'estate 2022 è stata caratterizzata da una siccità particolarmente dura e i cambiamenti climatici sono tornati prepotentemente d'attualità. Nel frattempo l'Unione Europea preme con direttive molto strette. Insomma, da un lato il cambiamento climatico, dall'altro la assoluta esigenza di produrre energia in un sistema che non ha ancora effettuato la transizione energetica, e quindi la guerra in Ucraina e l'aumento dei prezzi del gas hanno di fatto rilanciato la vecchia centrale a carbone di Fusina. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre due notizie. La prima sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi: un anno dopo la tragedia in montagna. Parliamo della Marmolada. Ieri è stato il giorno del ricordo, ieri già ne abbiamo parlato nella puntata di Sveglia Veneto. Ieri a Passo Fedaia si è svolta la cerimonia in memoria delle 11 vittime della valanga caduta dal ghiacciaio. I familiari dicono ancora una volta: quelle vite si potevano salvare. Secondo il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, serve equilibrio tra responsabilità e libertà. C'erano 8 veneti tra gli 11 morti. Il più giovane, Nicolò Zavatta, aveva 22 anni, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. C'è l'intervista a uno dei sopravvissuti, Davide Carnielli, 31 anni, di Fornace, in provincia di Trento, sopravvissuto appunto alla tragedia della Marmolada. Dice: sopravvissuto alla sciagura, da quella volta non sono più io.
Parla Davide anche al Gazzettino, Marmolada, il ritorno di Davide, io fortunato, fa male sapere quanto. Il racconto di Carnielli è questo, appunto rimasto 1 mese e mezzo in coma all'ospedale di Treviso. E poi voltiamo pagina, l'ultima notizia di oggi: danni per la siccità 2022, al Veneto arriveranno 25,4 milioni di euro, anche se erano stati chiesti 130 milioni. In ogni caso, la CIA, l'Associazione degli Agricoltori, commenta: si tratta di una boccata d'ossigeno, quindi ristori in agricoltura per 25 milioni di euro per la siccità dell'anno scorso. L'estate di quest'anno è sicuramente meno siccitosa e meno calda, con un sollievo quindi anche per i campi del Veneto, ma sicuramente il cambiamento climatico non si ferma e per i prossimi anni bisognerà essere preparati. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.